Avete sentito nei nostri titoli, dopo l'edizione dei record dello scorso febbraio, Amadeus ricomincia da Sanremo Giovani e ha un annuncio in esclusiva al TG1. Vediamo. Elisa, grazie della linea e benvenuti nel camerino dei soliti ignoti. Tra poco scenderò in studio perché appunto subito dopo il TG1 saremo in onda. Ma sono qui per dire a tutti quanti che da oggi si alza ufficialmente il sipario sulla 73esima edizione del Festival di Sanremo. È stato pubblicato il regolamento di Sanremo Giovani, mai accaduto precedentemente, perché già dal 12 maggio possono arrivare i brani appunto dei ragazzi fino al 12 ottobre. E il 12 di dicembre, prima serata su Rai 1, sapremo chi sono i primi 3 classificati che diventeranno automaticamente dei big nella prossima edizione. E tutte le notizie che riguardano il Festival della Canzone Italiana partiranno dal TG1, quindi un fantastico gemellaggio come è accaduto nella scorsa edizione. E per concludere, le date del prossimo Festival di Sanremo. Inizieremo martedì 7 febbraio per concludere sabato 11 febbraio 2023. Quindi, viva il Festival di Sanremo e viva il TG1. A te Elisa Lalina, grazie e buona serata. A dopo. Grazie a te Amadeus, ma noi prima di chiudere torniamo alla notizia di apertura, cioè le nuove misure a sostegno di famiglie.